Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete già visto il titolo, si riparte, sarà una puntata interessante perché abbiamo ospiti qui in studio, il sindaco di Padova Sergio Giordani, poi abbiamo il prefetto Renato Franceschelli, abbiamo collegato il governatore, avremo i ministri, insomma sarà una puntata assolutamente da non perdere. Dunque a poco tempo vado da Elisabetta che la saluto, buonasera Elisabetta dalla redazione. Buonasera a te Giorgio, buonasera e benvenuti ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa, a cui ricordo velocemente i numeri per partecipare attivamente alla trasmissione. Possono telefonare allo 049 80 77753 oppure possono mandarci sms al numero 345 3341 171. Bene, saluto anche Dennis dalla redazione 2, dopo ci darà tutti i numeri della serata perché abbiamo già il primo collegamento, vado velocemente perché ovviamente lo ringrazio, anzi presento il prefetto di Padova, dottor Renato Franceschelli, grazie dottore di essere con noi, grazie anche al sindaco Sergio Giordani, è un piacere perché visto il periodo, visto l'orario, è un piacere perché oggi poi è la giornata delle ripartenze e quindi chi meglio di voi può raccontarmi com'è stato il primo giorno nella città di Padova, visto che hanno riaperto molti, quasi tutti. E collegato abbiamo il governatore del Veneto, il dottor Luca Zaia, vediamo se riusciamo a vederlo, che lo saluto molto volentieri, eccolo qui, buonasera, buonasera Presidente. Ciao Presidente. Buonasera. Buonasera. Ciao Sergio. Allora lo saluto perché è tantissimo che non lo vedo, perché è impegnato tutti i giorni, quindi lo vedo sempre nei collegamenti che facciamo giornalmente, quindi davvero sono felice di rivederlo. Non ho mai avuto la possibilità di parlare con lui. Allora la prima cosa che voglio dirle, Presidente, di ringraziarlo, e glielo dico con tutto il cuore, da Veneto, perché lei contro a determinate persone, parlo all'OMS, a magari qualche suo stretto collaboratore, ha detto no, io voglio fare questo, ha fatto fare i tamponi, ha salvato la vita a molti veneti e ha fatto sì che questa epidemia non avesse quel clamore, purtroppo quelle disgrazie che è successo in Lombardia, e quindi io debbo da Veneto, è doveroso, a parte mia è la prima volta che lo vedo, ringraziarlo, quindi le dico grazie, lo prenda non come una, però quello che è giusto e bisogna ricordare anche tutto questo, è meritevole. Beh, grazie a lei, le dirò intanto grazie per l'ospitalità, dopo le dirò che i ringraziamenti, i complimenti fanno sempre piacere, soprattutto per una categoria come quella che io rappresento, che è costantemente bersagliata da negatività, da persone che vedono sempre ladri dietro all'angolo. Guardi, viviamo in un paese nel quale i politici sono ritenuti tutti ladri, se ci pensate, i giornalisti, Borile, sono prezzolati, i preti sono tutti pedofili e i magistrati sono corrotti, avanti così. Non si può crescere in questa maniera, me lo lasci dire. E quindi è giusto anche valorizzare, me lo dico da solo, quando si fanno delle cose utili per la comunità. Io non ho fatto nulla di straordinario, ho fatto il mio dovere, come lo fa Sergio Giordani, come lo fa il prefetto Franceschelli, però è giusto che si rispettino anche le persone che lavorano, non è che ci sono delle categorie di lazzaroni a prescindere e tutti gli altri che hanno fatto tutto e sono bravi. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, lo abbiamo fatto con gli uomini e donne della sanità, lo abbiamo fatto con i sindaci, voi avete Sergio Giordani, lo abbiamo fatto con i cittadini che sono stati parte integrante di questo lavoro di squadra. Questa si chiama comunità, anche se a qualcuno dà fastidio questo principio. No, sicuramente, ma erano doverosi. Guardi, dunque noi ogni tanto ci vedevamo nei nostri studi e ovviamente per gli impegni che ha era da tanto che insistevo per poterlo avere, ma era uno dei motivi per iniziare questa chiacchierata con lei, proprio nel ringraziarla, perché da Veneto e nel parlare, nel vivere la mia regione e sentire che il nostro governatore, al di là che è amatissimo in tutta Italia e poi ne parleremo, ha fatto quello che ha fatto per i nostri cittadini, merita sicuramente un plauso, e questo bisogna, quando uno è bravo, insomma, non bisogna stare qui a girarsi attorno
attorno e bisogna fare i complimenti. Qual è stato, adesso io però volevo andare un po' fuori dagli schemi dell'intervista, Presidente, perché tanto ormai tutti i giorni da numeri, da dati. Qual è stato il momento più difficile di questi 2 o 3 mesi di lavoro che ha fatto? Quando è stato che ha preso paura, ha detto qua non ce la facciamo, non ha dormito la notte? Beh, è notorio che io non dormo la notte, diciamo che ho avuto il periodo soprattutto di marzo e anche un pezzo di aprile nel quale si riconduceva forse un paio di ore alla notte, cioè è stato pesante perché poi lo stress psicologico soprattutto è stato alto. Vedere terapie intensive che non si calmavano e quindi crescevano giorno dopo giorno. Ricordo che il giorno del mio 52esimo compleanno, che è il 27 marzo, è stato uno dei giorni più tragici, nel senso che avevamo le terapie intensive che stavano impazzendo, avevamo per fortuna una macchina sanità che rispondeva bene, che risponde bene, abbiamo fatto le scelte, guardi, me lo lasci dire, abbiamo fatto le scelte giuste nei momenti giusti e negli anni passati. Questo non lo si dice mai, no? Quante critiche abbiamo avuto per le riforme della sanità, si sono tutte rivelate utili. Le faccio un esempio, noi siamo stati coloro che hanno deciso ad esempio di fare l'azienda zero, che è stata l'utile veicolo per comprare e fare da stazione appaltante tutto quello che sono poi i dispositivi per la sanità, che poi adesso distribuiamo anche le case di riposo, comprare i tamponi, le macchine e quant'altro. Siamo la prima regione in Italia che si è dotata della ricetta dematerializzata, cioè vuol dire che noi abbiamo tolto la ricetta di carta dal medico e l'abbiamo fatta digitale. Apriti cielo, quante parole ho preso qualche anno fa. Però durante il coronavirus si è dimostrata strategica perché il medico sentiva il suo paziente al telefono, decideva una terapia, gli faceva trovare al paziente la terapia direttamente via computer con la ricetta in farmacia. Quindi abbiamo evitato al paziente di entrare in un ambulatorio, luogo non sano per i virus e per i batteri, e quindi abbiamo evitato anche di veicolare magari involontariamente virus in famiglie indenni da questo. E poi aver dotato ad esempio tutti gli hub provinciali delle malattie infettive. Abbiamo fatto scelte importanti, gliene dico una per tutte. Quella sera di Vo, il 21 febbraio, io personalmente ho scelto di tamponare tutti i cittadini di Vo, fui attaccato duramente nei giorni successivi, ci furono illustri rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dissero che è uno spreco inutile, e adesso Vo si è rivelato come un case history e si studia a livello mondiale la vicenda Vo proprio in virtù del fatto che all'inizio quarantena sono stati fatti 3.000 tamponi. Ecco. E molto altro ancora, guardi Borile, però le vorrei dire che noi abbiamo risposto bene. Siamo partiti con una sanità che aveva 464 terapie intensive, solo il 5% di queste terapie intensive presso i privati, che non sono un problema. Le abbiamo portate a 825. Io lo dico qui, lo posso dire anche un po' in anteprima, abbiamo altri 100 respiratori pronti in magazzino, quindi noi abbiamo un migliaio di terapie intensive. Abbiamo dimostrato soprattutto che la teoria di molti, che per mesi andava avanti, no? nei media, nella comunicazione, il mantra di dire ai veneti Zai ha dato tutta la sanità al privato, è stata letteralmente sbugiardata dai fatti. Cioè noi abbiamo curato oltre 4.000 pazienti di coronavirus, e tutto quello che abbiamo fatto con la sanità è sostanzialmente al 90%, 95% certo. fatto con la sanità. Senta Presidente, il merito degli uomini e donne del pubblico che si sono dati da fare. C'è stata anche una parte del privato, ma sicuramente non preponderante e non significativa come quella del pubblico. Senta Presidente, poi a un certo punto arriva che andiamo a prendere il professor Crisanti da Londra, lascia addirittura la moglie lì perché la moglie è un anestesista che lavora nello stesso ospedale di Londra, arriva qui a Padova e Crisanti diventa determinante, ovviamente assieme a lei, di quello che è successo nel Veneto. È stato tanto determinante Crisanti in questo, Presidente? Ma guardi, il professor Crisanti è un grande scienziato, io penso che farà parlare di sé in futuro. La vera storia è questa: io faccio i tamponi a voi il 21, la sera del 21 si riunisce la task force, perché voglio ricordare che il piano dei tamponi, il piano di sanità pubblica, lo fa la dottoressa Francesca Russo, che è il capo della direzione del Dipartimento Prevenzione della Regione Veneto. Stabilisce nel suo piano, che già deposita a gennaio, stabilisce che qualora ci fosse stato il virus si inizia con i tamponi ai contatti stretti dell'ammalato, si circoscrive il focolaio e tutta questa storia. Arriva purtroppo il virus il 21 febbraio, abbiamo i primi 2 contagiati a Vo. Fra l'altro siamo i primi ad avere il primo morto, del signor Trevisan, in Italia.
e quella sera si riunisce la task force perché il piano prevedeva la riunione, la convocazione della task force provinciale, si riunisce a Padova, io arrivo alle 6 e lì decido personalmente, guardi c'è una ventina di persone presenti, c'era anche Sergio Giordani che si ricorderà, e decido personalmente 3 cose: fare i tamponi a Vo contro le linee guida perché non era previsto di andare a fare 3.000 tamponi, mettere le tende riscaldate fuori da tutti gli ospedali del Veneto. Dopo 2 ore Vo e Schiavonia aveva già la prima tenda riscaldata e si sono rivelate utili. 3, chiudere subito Schiavonia, svuotare Schiavonia e quantomeno sanificarlo rispetto a quello che era accaduto. Dopodiché Schiavonia è diventato un Covid center. Inizia poi dopo 3 giorni, siamo il 21, dopo 3 giorni, il 23 o il 24, faccio l'ordinanza di chiusura del carnevale, i musei, quella che vi ricordate, la prima ordinanza, e con quell'ordinanza si stabilisce anche la quarantena di Vo. Iniziano i 14 giorni di Vo. Il professor Crisanti, che io non conoscevo, mi chiama 5 o 6 giorni prima della fine della quarantena, quindi verso il 24, quindi mi chiama 10 giorni dopo, quindi si va alla volta del 5 e 6 di marzo, o l'8, non ricordo, mi chiama e mi dice: guardi, sono il professor Crisanti, le vorrei fare una proposta. Ho visto la vicenda di Vo, le dico che è un caso unico a livello mondiale, cioè aver fatto i tamponi a tutti i cittadini con l'inizio della quarantena. E mi dice il professor Crisanti: mi finanzia altri 3.000 tamponi e io vorrei farli alla fine della quarantena. E da lì inizia l'esperienza della collaborazione col prof. Consideri che i miei primi 3.000 tamponi ci rivelano già una cosa che ci ha salvato. Questo me lo posso dire da solo. Quei 3.000 tamponi che ho fatto fare ci hanno salvato perché hanno rivelato che non avevamo 2 contagiati, ma ne avevamo 66 a Vo. E se non avessimo fatto i tamponi, questi 66, molti dei quali 55 erano asintomatici, non si sono ammalati, e 11 sì, ma altri 55 no, avrebbero continuato ad andare al bar, a uscire, e avrebbero creato una bomba di contagio da paura. Alla fine, con gli ultimi 3.000 tamponi voluti, appunto, che mi ha proposto il professor Crisanti, abbiamo scoperto che i 66 erano diventati 6. E poi il resto è attualità, è storia che conoscete. E quindi il professore ha eletto Vo come suo laboratorio open air, e quindi adesso ho fatto i prelievi del sangue per il serologico, facciamo la mappatura genetica, insomma, belle cose. Senta... il professor Crisanti, ad esempio, è colui che ci ha recuperato, ad esempio, la famosa macchina da 9.000 tamponi che nessuno ha in Italia, noi siamo riusciti a comprarla, lui aveva un aggancio, e siamo riusciti a comprarla. Sì. Lui aveva l'aggancio. Io ho disposto che si comprasse perché comunque... è chiaro Presidente che ci vuole la sua firma, quindi i meriti li ho detti all'inizio, volevo solo sapere questa storia che già conoscevamo. Ovviamente i meriti del Veneto non sono riconducibili invece di quello che è successo in Lombardia, perché se anche lì ci fosse stato un Luca Zaia molto probabilmente i morti sarebbero stati meno e gli infettati ancora di più meno, invece lì non è successo e per fortuna è successo nel Veneto, anche se dispiace molto ovviamente per quanto è successo nella regione a noi vicina. Senta, oggi... mi perdoni per onestà, devo dire che la Lombardia ha una conformazione geografica e diciamo di densità di popolazione diversa dalla nostra perché ha delle metropoli. E dall'altro devo anche dire per onestà che la Lombardia ha avuto un'onda d'urto di contagio iniziale nei 10 comuni del Lodigiano che è stata importante. Dopodiché noi su Vo abbiamo avuto la fortuna di avere un piccolo comune. Il culo, me lo lasci dire, che un pazzo di presidente di regione ha deciso di fare i 3.000 tamponi, perché altrimenti anche noi avremmo avuto i contagiati di Vo che avrebbero contagiato, chissà fino a dove arrivava questo contagio. Certo. Senta Presidente, allora prima di entrare in trasmissione sia il sindaco di Padova che il prefetto mi hanno detto oggi ci sono state le riaperture, il sindaco ha girato un po' per i commercianti di Padova, ha visto un entusiasmo, ha visto gente che entrava addirittura in certi negozi, ha visto gente che comprava, ha visto, mi diceva prima di entrare in trasmissione, un entusiasmo sopra le parti. Il popolo italiano è così, Presidente Zaia, cioè il popolo italiano nel momento di difficoltà si aiuta e cerca di uscirne da questo momento difficile? Sì, guardi, io penso che il primo antidoto a questa crisi, per carità ci sono gli aiuti alle imprese, tutte le cose che servono, però il primo antidoto sia quello di essere ripartiti, di ripartire. Guardi, io mi sono assunto, non è che stasera voglio farmi l'autocelebrazione, però mi sono assunto la responsabilità
di anticipare tutte le aperture. Voglio ricordare che il Veneto è di fatto la regione che ha aperto di tutto. E abbiamo anticipato, da noi sono aperte le piscine, i centri sportivi, le palestre e le spiagge, siamo gli unici ad aver aperto già subito le spiagge, ma non è che abbiamo i turisti in spiaggia, però io ragiono da imprenditore, cioè io il motore, anche se al minimo ma deve essere in moto, il motore spento è un motore che mi crea solo guai, perché anche la macchina più figa del mondo, mi lasci dire questa espressione, ha bisogno ogni tanto di qualcuno che vada in garage e gli dia un po' di scarburate, un po' di accelerate e la lasci in moto sta macchina. Allora io penso che sia fondamentale che ci sia questo entusiasmo. Ovviamente sono molto preoccupato della reinfezione. Allora noi dal 10 di aprile, che è stata la data del clou nella quale si sono autorizzate le prime aperture con i codici Ateco, le deroghe e anche molti silenzi assensi, e da quel 10 di aprile noi abbiamo tutti i dati in calo, terapie intensive e ricoveri. Spero che adesso che siamo all'ultima prova vera, perché abbiamo avuto il 10 aprile, il 4 di maggio con 1.200.000 lavoratori che si sono riversati nelle aziende in Veneto, adesso con questa apertura di oggi si va alla coda finale delle aperture, quella più importante, che è quella anche che interessa di più l'aspetto relazionale, cioè gli incontri tra le persone, bar, ristoranti, tanto per citare, e io vi dirò il bilancio da qui ai prossimi 10 giorni. Certo che faccio l'appello ai cittadini di utilizzare la mascherina. Qualcuno si è arrabbiato perché, a differenza di quello che dice il governo dice nel suo DPCM la mascherina si usa in posti chiusi e quando non si può garantire il distanziamento sociale. Ma io vorrei spiegare ai cittadini che vuol dire che quando vai in un negozio, posto chiuso, devi avere la mascherina, e quando non puoi garantire il distanziamento sociale, penso che se uno va a farsi una passeggiata in centro a Padova e ogni volta che incrocia qualcuno a una distanza inferiore al metro, in teoria dovrebbe fare così. Cioè voglio spiegare che questa è la filosofia. Io invece penso che per il sacrificio che abbiamo fatto di aprire tanto, aprire subito, chiedo un minimo di sacrificio ai veneti di portare la mascherina. Da qui al 2 giugno non muore nessuno. Insomma, abbiamo fatto 30, faremo anche 31. Non posso però accettare i complottisti, quelli li ho sempre odiati, cioè i terapiatisti, quelli che pensano che ci sia un complotto, che siano le aziende farmaceutiche, che il virus non sia mai esistito, abbiano almeno rispetto per i morti. Abbiamo avuto 1.800 morti, 4.000 ricoverati e una strage che è stata autentica, certo. Quindi vi posso garantire che il virus c'è e c'è stato. Ecco, senta Presidente, poi ho altre domande da fare non inerenti, però una domanda la faccio perché sapendo che interveniva, ovviamente lei tutti i giorni risponde a centinaia di domande, ovviamente che magari sono anche ripetitive, però lei cerca di essere molto chiaro in modo tale che non ci siano dubbi. Invece una domanda che mi è arrivata, che gliela faccio, e mi dicono quando è che il governatore riaprirà le case di riposo, cioè i parenti andare a visitare i propri parenti all'interno delle case di riposo? Allora, noi siamo pronti, anche qui, le case di riposo, e poi c'è qualcuno che, siccome non ha neanche dignità, cerca la polemica su tutto. Intanto nelle case di riposo abbiamo avuto 600 morti, più o meno. Questa sarà ricordata come il virus dei nonni, la strage dei nonni. Purtroppo questo virus ha massacrato tutte le RSA in giro per il mondo. Cioè, il candidato ideale di questo virus è un anziano, magari malato cronico, magari con un'insufficienza respiratoria, malato di cuore piuttosto che con altre patologie, malati immunodepressi e oncologici. Pensi che l'età media dei morti in Veneto è 82 anni. Allora, intanto le case di riposo sono 300 in Veneto e hanno 30.000 ospiti. Il 75%, ascoltate bene questo dato, il 75% delle case di riposo in Veneto non sono gestite dalla regione le case di riposo, hanno gestioni autonome. Il 75% delle 300 gestioni, delle 300 case, ha avuto contagio, sa quanto? 0. Cioè non hanno avuto neanche un contagiato. L'altro 25% ha avuto contagi crescenti, per arrivare a 15, una ventina, 15 case di riposo in Veneto che hanno avuto un'autentica strage. Questi sono i numeri del Veneto. Quindi quando si parla di case di riposo, intanto bisogna capire che 3 case di riposo su 4 non hanno neanche visto il virus. Lo dico perché adesso noi siamo preoccupati, abbiamo scritto dei protocolli per la riapertura. Perché li scriviamo noi? Perché abbiamo attuato un piano di sanità pubblica. In caso di emergenza interviene la regione. Abbiamo riunito i gestori
spero che i gestori valutino in sicurezza di applicare questo piano e a fare entrare i parenti per visitare i loro parenti che sono ospiti. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è quello della presa in carico di nuovi ospiti, perché voglio ricordare che ormai è da gennaio che non si prendono più in carico nuovi anziani per le case di riposo, quindi abbiamo delle liste d'attesa che cominciano a essere lunghe, con anziani che vengono gestiti magari nelle loro abitazioni con non poche difficoltà. Questo è quello che accadrà. Io spero che tutto questo lo si riesca a risolvere nel giro di una settimana, perché ormai noi in teoria siamo pronti. Certo. L'assessore Lanzarini ha già incontrato le associazioni di categoria delle case di riposo, quindi le proprietà, insomma le loro associazioni, e si andrà verso questa direzione. Senta Presidente, perché ho ancora 2 o 3 domande, so che poi lei deve lasciarci lottare anche qui tutta la sera. Allora, in Francia oggi hanno chiuso 70 scuole, le avevano riaperte, hanno trovato dei bambini che ovviamente sono infettati e quindi le hanno richiuse, e questo è un dato significativo. Questo vuol dire che è meglio per il momento ancora non riaprire le scuole, proprio perché i bambini sono un veicolo molto pericoloso per quanto riguarda infettare gli adulti. Si sa, questo è un virus strano, lo dice anche il professor Crisanti. Noi ad esempio abbiamo avuto bimbi in età 0-6 in famiglie di contagiati che non si sono mai contagiati e non si sono mai infettati, quindi anche questo spero il prof riesca a dimostrarlo con le sue mappature genomiche, quindi del genoma, e con i test sierologici. E la partita dei ragazzi è una partita delicata, c'è anche questo aspetto della sindrome di Kawasaki, quindi un'infiammazione multipla che ha un altro aspetto, non ha grande incidenza, non è strettamente legata al coronavirus, però c'è diciamo nella letteratura c'è anche questo aspetto, letteratura scientifica. Dall'altro noi stiamo lavorando, siccome il DPCM lo prevede, stiamo lavorando e penso di fare un'ordinanza questa settimana per fare in modo di fissare già una data per l'apertura dei centri estivi. Se non aprono le scuole, almeno che ci si possa organizzare con i ragazzi per dare un minimo di aiuto a quelle famiglie che sono in grossa difficoltà. Ne hanno bisogno. Stiamo parlando degli 0-14 anni. Senta, Presidente, si sente pentito di aver detto che i cinesi mangiano i topi? Ma guardi, io mi sono pentito del fatto che la modalità è stata frettolosa, lei lo sa, io l'ho detto in un contesto peraltro dove la velocità è fondamentale, perché ero all'interno di un telegiornale in diretta e quindi l'ho liquidato una frase troppo superficiale e con una modalità che non mi si addice. Io volevo dire tutt'altra cosa e gliela spiego, che qualche giorno prima lo stesso governo cinese ha dovuto affrontare una legge per proibire il consumo di animali selvatici. Questa è una legge del Parlamento cinese, per la prima volta nella storia ha fatto anche la lista degli animali. Allora, cosa è accaduto? È accaduto che noi sappiamo che il coronavirus, fino a dimostrazione contraria, è un virus che arriva con salto di specie, come si dice scientificamente. Il coronavirus è il virus del pipistrello, fino a prova contraria, la letteratura scientifica dice questo oggi, e quindi dal pipistrello passa al pangolino, che è un formichiere, un piccolo mammifero selvatico, che viene consumato, le cui carni vengono ritenute pregiate, vengono consumate, è proprio una prelibatezza. E quindi si pensa che il salto di specie dal pipistrello all'uomo sia avvenuto attraverso un ospite intermedio, come si dice scientificamente, che è questo pangolino. Allora qual è il tema? La Cina interviene e dice basta macelli di animali selvatici e consumo di animali selvatici, e lo dice per il coronavirus. Io volevo semplicemente dire questo, che le abitudini alimentari sono di quel tipo, e quindi è intervenuto il governo cinese. Dopodiché mi perdoni, si può fare tutto, io al massimo rispetto, guardi, noi mangiamo delle autentiche porcherie secondo altri popoli, no? Se ci pensate, ne mangiamo, a noi sembra normale mangiare la moeca o la schia, qualcuno rabbrividisce a vedere mangiare ste robe, però è innegabile che in Cina il tema del consumo di animali selvatici sia stato addirittura regolamentato dal governo cinese. Un'altra cosa, Presidente. Regolamentato nel senso proibito. Certo, ho capito. E un'altra cosa, lei ha anche detto tra l'altro che, non so in che frangente, che momento l'ha detto, che questo virus potrebbe essere artificiale. Ha delle motivazioni per dire questo? Si è detto, oppure qualche scienziato le ha detto che potrebbe essere anche un virus artificiale davvero? Ma no, sa, si vive in un paese di ipocrita, no? Cioè, l'ipocrisia, il politically correct, adesso apriti cielo. Guardi, intanto le vorrei dire una cosa, che io ho risposto a una domanda. È chiaro, no? Mi hanno chiesto, secondo me, come mai il coronavirus sta
nel coronavirus che conosciamo si è spompato, no? Perché si è visto, adesso noi facciamo i tamponi e troviamo il 3 per 1000 di contagiati, se li avessimo fatti 2 mesi fa eravamo pieni di contagiati quando facevamo i tamponi. E io ho detto, guardate, la letteratura scientifica, sai qual è il problema? Che la letteratura scientifica non la legge quasi nessuno. Io avendo una deformazione professionale, avendo fatto una laurea nella quale ho fatto anche un esame di patologia, mi viene più normale leggere qualcosa, no? Di scientifico. Allora, la letteratura scientifica dice il coronavirus cala perché? Perché come tutti i coronavirus, quelli dell'influenza si chiamano coronavirus, è proprio una famiglia, questo è quello del pipistrello, vanno a scemare con l'arrivo della bella stagione. Noi sappiamo che l'influenza arriva d'inverno, giusto? 2. Questo virus potrebbe andarsene come è venuto. Abbiamo l'esempio della spagnola, è venuta nel 1918, 19 è sparita. 3. Il coronavirus potrebbe essere sensibile alle temperature, quindi più si alzano le temperature, più il virus si spompa. Non è un caso che la letteratura scientifica proponesse nella cura dei pazienti l'innalzamento delle temperature delle camere in ospedale. C'era addirittura uno studio che diceva che bisognava stare sopra i 27 gradi. 4, è lì che è nata la polemica, ho detto potrebbe essere artificiale, ma lo dico non perché lo so, non ho informazioni, ho dato una visione che è assolutamente scientifica, però mi lasci una roba sull'artificiale, perché prima di commentare bisognerebbe anche tappare la bocca e ragionare. Primo, sta roba l'ha detta in maniera ufficiale Luc Montagnier, che è premio Nobel della medicina, colui che ha scoperto il virus dell'AIDS, premio Nobel 2008. E Montagnier ha detto, guardate, io ho sequenziato il virus. Sequenziato vuol dire aprire la carta d'identità del virus in laboratorio. E ho visto che è un virus del pipistrello, però in alcuni punti ho trovato microsequenze del virus dell'AIDS. Potrebbe essere, ha detto Montagnier, che qualcuno abbia lavorato il virus in laboratorio per cercare di produrre il vaccino contro l'AIDS, usando un virus animale come veicolo. 2. Nel 2014 la comunità scientifica ha vietato la manipolazione di una serie di virus in laboratorio, tranne, lo dice, il coronavirus. 3, ed è quello che a me fa più incazzare, me lo lasci dire, cioè, cosa c'è di strano? I virus comunque vengono lavorati in laboratorio, perché se abbiamo i vaccini, se abbiamo gli studi, se abbiamo conoscenza sui virus, sui batteri, perché qualcuno ci lavora. Cioè non è che è una roba da Frankenstein, certo, che è una roba da fare di nascosto. Forse qualcuno non ha capito che è un lavoro che si fa nei laboratori. Certo. E quindi non ci vedo nulla di scandaloso. Anzi, posso dire, finché lavorano i virus, vuol dire che c'è qualcuno che lavora anche per scoperte scientifiche, perché sennò come curiamo i cittadini? Certo. Con gli stregoni? No, però io non ho nessuna informazione, sarà la comunità scientifica che lo dirà. Cosa vuole che l'ho fatto, Presidente, siccome da tanto non ci vediamo io e lei, allora qualche volta venire a trovarmi in studio, ovviamente per quello che è successo ovviamente non ha potuto farlo, allora questa sera ho detto vi faccio poi domande, però il tempo purtroppo stringe e quindi ne avrei delle altre da fare. Una, più di 50.000 persone perdono il posto di lavoro, è fiducioso per il proseguo che riprenda più di qualcuno di questi 50.000 oppure è ancora preoccupato? Ma io sono preoccupato, però li dobbiamo recuperare tutti questi posti. Peraltro dei 50.000, dallo studio che abbiamo noi, 35.000 li perde il turismo. Per questo motivo io ho voluto subito aprire le spiagge, ristoranti, bar, perché penso che questo sia comunque un creare indotto, no? Qualcuno mi dice, ma tu hai aperto le spiagge, fra l'altro vorrei ricordare che sono passate le linee guida del Veneto per tutta Italia, vorrei ricordare che dai 5 metri di distanza fra ombrellone siamo arrivati alla soluzione veneta dei 10 metri quadrati. Cioè voglio ricordare che il ristorante dei 4 metri tra tavolo e tavolo siamo arrivati alla soluzione veneta del distanziamento sociale di 1 metro. Ecco, io penso che non arriveranno ancora i turisti stranieri perché sono chiuse le frontiere fino al 3 di giugno, sembra. Però è pur vero che se qualcuno vuole farsi un weekend al mare, vuole andare in spiaggia, eccetera, anche quella è economia. Cioè sembra che faccia schifo il lavoro, invece il lavoro, cioè, a parte il fatto che si dice nobilita l'uomo, ma diciamo fino in fondo che è economia, certo, e noi in questa fase qui non ci possiamo permettere di sprofondare del tutto. E quindi è fiducioso. E quindi sono convinto che i veneti faranno come il formicaio, no? Si ricorda da bambini, no?
andavi sopra coi piedi a formicaio per distruggerlo, dopo qualche ora lo ritrovavi ricostruito. I eventi sono così. Certo. Senta Presidente, siamo con quelli così, per 2 o 3 domande non inerenti al coronavirus che le voglio fare, proprio per il motivo che citavo prima che non ci vediamo. Prendo Venezia, lei è Presidente della Regione Veneto, Venezia è la città principe del Veneto, per non dire di tutto il mondo, e ovviamente è una città bersagliata, prima l'acqua alta, poi il virus, poi vicino ci sono i petrolchimici che prendono fuoco, è continuamente a rischio. Secondo lei si farà qualcosa per salvare Venezia oppure siamo impotenti di fronte a quello che sta accadendo in questa meravigliosa città? Sì, consideri che io penso che Venezia debba assolutamente essere oggetto di interventi e questo è fondamentale, visto e considerato che Venezia è delicatissima e eredita purtroppo questa presenza importante del polo industriale, del petrolchimico di Marghera, ma è anche una presenza inquietante perché se da un lato dà posti di lavoro è occupazione, perché ricordiamocelo, è impensabile pensare che quello si trasforma in un grande parco, cioè lì ci sono migliaia di posti di lavoro, dall'altro Venezia sa che anche questa è una bomba a orologeria per cui bisogna intervenire e bonificare, cosa che si sta facendo, ci vogliono tante risorse e anche riconvertire tutte quelle imprese. Pensare che spariscano le imprese no, ma riconvertirle assolutamente con una forma di produzione che sia ecosostenibile, che sia rispettosa dell'ambiente, soprattutto di un ambiente così delicato, assolutamente sì. E poi il Mose, guardi, cioè il Mose, vorrei ricordare che io sono arrivato in regione quando il Mose era sostanzialmente finanziato e realizzato per oltre il 90%. Ho letto commenti di gente che mi attribuisce il Mose, che dice che sono andato a inaugurare il Mose. Io non so quanti quintali e pullman di Lazzaroni ci siano in giro, perché io quando hanno inaugurato il Mose, nel 2003, penso fosse 2002, non c'entravo niente con la regione, tantomeno con il governo. E se andate a vedere le foto, proprio io non c'ero. Ma va bene solo per far polemica, di tirar fuori polemiche. Beh, ma senta, però al di là di tutto... Scandaloso. C'è stata un'inchiesta sul Mose, ci sono stati 105 persone tra avvisate e arrestate. Il sottoscritto penso che sia stato sancito dalla procura la mia estraneità e soprattutto il fatto che la cricca mi vedeva come un problema. Ma le ricordo che il mio partito non ha avuto nessuno implicato in questa inchiesta, altri partiti invece sì. Senta Presidente, la popolarità che lei ha nella nostra regione, lei lo sa benissimo, i giornali anche stranieri, il Times ha detto che il 95%, cioè se domani, le faccio una domanda così personale che mi incuriosisce, lei vorrebbe le elezioni regionali qui a luglio, la domanda dico, ma che problemi ha Zaia che farle a luglio, a dicembre, tanto vince facile comunque, cioè non deve neanche preoccuparsi di quando si faranno, perché oggi se Luca Zaia per il bene che ha fatto per la nostra regione può candidarsi quando vuole, sempre lui sarà il governatore della nostra regione. Ma guardi, io sono un cittadino dalla parte del cittadino, non capisco per quale motivo bisogna prorogare gli amministratori. Ci sono migliaia, non so quanti siano, di comuni che vanno a votare. Ci sono 6 regioni, 6 importanti regioni, la Liguria, il Veneto, la Toscana, la Campania, la Puglia e le Marche, che vanno a votare. Ma ha senso prorogare di 6 mesi 6 governatori e pagare lo stipendio a 6 governatori che non sono eletti ma sprorogati, quando si sa tranquillamente che a fine luglio si può andare a votare? Io penso che i cittadini debbano essere loro a decidere se uno deve fare il governatore oppure no. Quindi è un fatto di coerenza. Quando io parlo contro i miei interessi, c'è una proroga di 6 mesi, cosa vuole che le dica? A me non cambia niente. Però non lo trovo corretto. E allora è inutile sventolare tanto la parola democrazia e poi quando si andrà a votare si evita di far andare a votare i cittadini. È scandalosa sta roba. Io starei con lei davvero una serata intera perché ha cose poi le spiego molto. Però una curiosità, lei potrebbe diventare il premier della Lega, è amatissimo. Non le piacerebbe diventare premier della Lega? No, guardi, io gliel'ho detto un po' dappertutto, cioè sta Manfrina mi segue ormai da tutta la vita. Beh, ma è una bella cosa, è una bella cosa. Ma sì, no, guardi, io ringrazio tutti per la fiducia, per la stima, ci mancherebbe, non voglio far dolce e fredda a nessuno, però non sono minimamente interessato, perché ho cose da fare in Veneto che sono importanti, che sono quelle dell'autonomia, che sono le Olimpiadi, che sono portare fuori questo Veneto da questa crisi che comunque è iniziata, che sono un sacco di attività che dobbiamo fare. Insomma, penso che ci siano, riformare ancora ulteriormente la sanità, perché la sanità deve fare sempre un upgrade, come si dice, no? Va sempre migliorata.
guai fermarsi, e penso che sia fondamentale questo. Ma senta, lo sa, a parte il fatto che mi dispiacerebbe molto se lei andasse al governo, però domani dicono, e poi ve le faccio l'ultima domanda, le dicono: senta caro Zaia, lei è uno che ha fatto bene, è amato da tutti i veneti, anche da molti italiani, perché molte regioni invidiano il Veneto perché non hanno un governatore come lei. Ma può fare il premier, non può fare il conte della situazione. Se glielo chiedono tutti in ginocchio, lei rifiuta o accetterebbe questa proposta? No, guardi, gli ho già risposto, quindi di no. Ma le aggiungo anche un'altra cosa. Dobbiamo essere però anche sinceri fino in fondo. E il modello del Premier che abbiamo in mente noi cittadini non è il modello costituzionale che ha l'Italia. Cioè noi guardiamo la Merkel con ammirazione per i poteri che ha, guardiamo Macron che è Presidente della Repubblica per i poteri che ha, però vorrei ricordare che il Premier in Italia non ha i poteri di un Presidente di Regione. Il Premier in Italia comunque è una figura che non ha un potere operativo e di governo come quello che noi immaginiamo, perché comunque è la Costituzione che sancisce. In Italia abbiamo tutte figure, diciamo, depotenziate dal punto di vista costituzionale, perché la Costituzione è così, perché viene da una storia, e quindi anche i cittadini va spiegato che il rendimento di una persona è funzionale alla sua personalità, alle sue caratteristiche di governo, come l'imprenditore, ma in base all'azienda che gli dai da governare, perché ci sono degli imprenditori che fanno fatturati da paura in determinati settori merceologici, gli dai altre aziende e dicono: vabbè, ma io non sono abituato a lavorare così. Certo. Senta, io la ringrazio, non so, vuole salutare il sindaco o il prefetto che l'hanno ascoltato in religioso silenzio? Ciao Presidente. No, io saluto Sergio Giordani, con il quale stiamo facendo anche una grande operazione a Padova con l'ospedale, e fra l'altro io spero, Sergio, adesso si parla di risorse ancora per la sanità, ma insomma Ischia è l'ultimo dei problemi che abbiamo, perché i veneti ragionano così, però io spero che si adotti per la sanità in Italia una modalità che sia quella del ponte di Genova, che ci sia una gestione, la possibilità di riconoscere una gestione d'emergenza, in maniera tale che l'ospedale di Padova non lo si faccia in 10 anni, ma ho visto un cronoprogramma. Se noi, pensate, ve lo dico qua, abbiamo una proiezione che mi ha fatto il dottor Flo, se noi facessimo l'ospedale con le regole del Ponte Morandi, avremmo la consegna dei lavori entro il 2020 e l'ospedale è realizzato in 4 anni. Ma si può fare, lo sa come si può fare, Presidente? Se lei diventa Presidente del Consiglio si può fare? Vabbè. Grazie, vabbè. E saluto anche il signor Prefetto. Ciao Prefetto, buona serata. Grazie Presidente, grazie alla disponibilità. Noi andiamo in pubblicità. Grazie, andiamo in pubblicità tra poco.